Sponsor by Costa Marina, Restaurant e Wine Bar. Appartamenti per vacanze a Peschici Gargano. www.costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassifef.it. Ramafluid Parker Store. Oleodinamica, pneumatica, automazione. Ramafluid.com. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. Trevahome.it. Shabulecco, Japanese Fusion Restaurant. Shabulecco.com. Lecco contro la Toscana, mister, mettiamola così. Pistoiese, Pontedera, Arezzo, si va step by step, trovate un Pontedera molto in forma, voi ci arrivate con una testa, una gamba anche decisamente migliore rispetto a quella che avevate un mese fa. Sì, sarà sicuramente una bella partita aperta. Ora siamo andati all'andata dove pioveva e c'era il fiume in piena. 2 giorni fa c'è stata una scossa di terremoto, quindi speriamo di giocarla finalmente questa partita, di recuperarla e di portare punti a casa molto pesanti. Che squadra vi aspettate di trovare? Ma una squadra spensierata sicuramente per la classifica che ha, per come lavorano da tanti anni. Il Pontedera è una società solida, è un allenatore bravo, è una squadra buona che sta facendo un grande campionato, quindi sicuramente la spensieratezza della classifica li porta anche a trovare delle giocate belle, fatte distinto, ma sicuramente poi quando hai il fattore positivo mentale riesci ad avere meno stanchezza. Però noi, al di là del viaggio e al di là che abbiamo un giorno in meno di recupero, andiamo lì per fare la nostra prestazione, partita, e ripeto, l'obiettivo è portare punti pesanti in classifica. Avete disputato allora queste 3 partite, avete realizzato 5 gol, ne avete subito uno solo, tra l'altro con la Giana, quando sicuramente meritavate di vincere. Avete ampiamente dimostrato di avere tutti i mezzi necessari per conquistare questa salvezza. Ora vi affacciate a un incontro con una squadra di alta classifica. Con quale testa vi ci avvicinate? Ma con la testa di come siamo andati a Carrara, nel rispetto della loro classifica, nel rispetto della loro squadra, ma nella consapevolezza che loro devono rispettare anche il Lecco, perché possiamo essere in grado di mettere in difficoltà e di poter vincere la partita. Noi dobbiamo far leva sempre su noi stessi, dobbiamo pensare a migliorare, a non cullarci nelle prestazioni in queste 2 vittorie, ma nel avere la consapevolezza che con la prestazione, con l'umiltà e con l'entusiasmo nello scendere in campo si possono fare belle cose. Avete sicuramente qualche giocatore più esperto rispetto al Pontedera, avete anche schieramenti speculari, ci dobbiamo aspettare magari qualche cambio in più nell'11 di base, nella tua formazione magari rispetto a quella del mister avversario. Sì, sicuramente qualcosa cambieremo, perché abbiamo bisogno di gente fresca e di gente che di ragazzi che mi hanno dimostrato che possono partire da titolare e fare una grande partita. E io ho molta fiducia nei ragazzi. Non mi soffermo sugli assenti, Bastrini, Capogna, perché non fanno parte della partita domani, e sicuramente ho molta fiducia di chi giocherà, perché mi ha dimostrato sul campo e negli allenamenti che vogliono giocare titolare, e io sono contento di poterli sia allenare e sia farli giocare. Durante la partita con l'Olbia sei passato anche da un'opera tra virgolette di recupero, insomma hai mandato in campo anche qualche giocatore che non si vedeva da un po', ad esempio Vignati. Può essere anche un po' il suo turno, oppure si va sull'affidabilità che anche Procopio ha dimostrato di aver acquisito? Sì, no, molto probabilmente Vignati potrebbe essere della partita. Il ragazzo sia a Carrara che domenica si è fatto trovare pronto. Io molto probabilmente nella mia testa è quello di dargli la possibilità di poter giocare in un campo difficile contro una squadra difficile, la partita dall'inizio. Grazie mister Bologna. Grazie a te.